God Save the Wine, finalmente ripartiamo ai nostri eventi cittadini, cioè finalmente ce la siamo spassata quest'estate al mare, però adesso facciamo sul serio l'autunno e la prima cosa seria dell'autunno è la vendemmia. Quindi Francesco, aggiornaci da voi siete giù sperduti, l'orcia in mezzo ai boschi, raccontateci come stanno andando le cose dalle vostre parti e come sta andando la vendemmia. Volentieri, allora secondo me e secondo tutta l'azienda la vendemmia 2019 avrà tante sorprese da regalarci. Noi abbiamo concluso circa 2 settimane fa la vendemmia del bianco con Grechetto e Chardonnay ed essendo sempre gli ultimi a vendemmiare il rosso, tant'è vero che gli allevatori vicini ci dicano ma avete dimenticato l'uva sui filari, proprio oggi abbiamo iniziato la vendemmia con il Merlot. Il Merlot che normalmente il Merlot viene vendemmiato a agosto, voi siete arrivati a fine settembre. Perché comunque l'assenza delle piogge aveva mandato l'uva un po' in blocco e invece queste piogge degli ultimi giorni hanno poi conferito quel gusto varietale che Giovanni cerca sempre quando assaggia l'uva prima della vendemmia. Quindi sì, siamo in ritardo ma siamo coscienti che di quello che stiamo facendo, sì. E quindi vendemmia, continuiamo a incrociare le dita ma sta andando bene. Ecco, il vino con cui invece partiamo e ci concentriamo questo turno quale sarà? Io questo turno mi concentrerei sicuramente sul Sotirio 2014 perché dato che il vino ha la possibilità di accendere la macchina del tempo e riportarci a un'annata che è stata particolarmente impegnativa. Ricordate, fredda, piovosa, insomma la 14 è stato un bel incubo per tanti. Sì, esatto, però ecco, secondo me Poder Nuovo ha anche questa voglia di saper colpire e prendere le opportunità nelle difficoltà, infatti credo che questo Sangiovese 14 abbia un'eleganza interessante. Ecco, il nome, sapete, Sotirio è il padre, il nonno? È stato il bisnonno di Giovanni, il fondatore della Bulgari. Quindi insomma un personaggio che per tutto il Made in Italy ha significato tanto ed è molto bello che in una zona dove in realtà non è famosa per il Sangiovese il vino che porta il nome così importante sia basato sul Sangiovese, per una ricerca del gusto del Sangiovese di questa zona. Sì, esatto, e poi diciamo è stato dato questo nome molto importante per la famiglia, forse il più importante, al vino più importante della cantina proprio per proseguire questa ricerca della qualità e speriamo di riuscirci. Stasera direi che è piaciuto e quindi per ora ci state riuscendo, ma non è un percorso in cui ci si ferma, sappilo. Assolutamente, ancora dobbiamo fare tantissimo, siamo veramente giovani.